Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia sul corpo di Ivano Dalle Fratte, il 75enne padovano ritrovato cadavere nelle acque del fiume Piovego all'altezza del Ponte dei Graissi ieri sera. L'uomo, sacrestano e corista della parrocchia del Tempio della Pace, era scomparso sabato pomeriggio da casa. Secondo una prima ricostruzione pare abbia avuto un malore e sia scivolato in acqua, ma i carabinieri non hanno ancora ritrovato la bici con cui l'anziano si era allontanato. Dopo aver pranzato con il fratello e la cognata con cui viveva in via del Pescarotto in zona Stanga, era uscito per fare un giro in bicicletta. In serata i familiari non l'avevano visto rientrare. L'allarme è scattato domenica mattina quando di Ivano ancora non c'era traccia. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno concentrato le ricerche lungo l'argine del fiume Piovego. Dolore e sconcerto anche nella parrocchia del Tempio della Pace, dove il 75enne era sacrestano, corista e maestro di canto, ben voluto da tutti. Ecco il ricordo che ne fa Don Luca Facco. Per noi è una grande perdita. Concludevamo sempre la messa con anche un piccolo buffet e lui ci salutava sempre con una barzelletta, per cui anche un uomo di grande simpatia e anche di profonda spiritualità, perché nelle preghiere spontanee, perché la nostra è una parrocchia molto piccola, per cui le preghiere dei fedeli sono spontanee, sempre lui preparava una preghiera dei fedeli, in particolare era molto propenso proprio a pregare sempre per la pace, chiudeva sempre le sue preghiere dicendo basta guerra, per cui veramente portiamo nel cuore una persona a cui abbiamo tanto voluto bene, che ci ha voluto bene e lo affidiamo soprattutto alla misericordia del Padre.